L'obiettivo è portare a scuola i valori alpini. Gli alpini salgono in cattedra in 120 istituti del Veneto davanti a 15.000 studenti, dalle elementari alle superiori. Un progetto in occasione del centenario della Grande Guerra. Portare a scuola questa nostra capacità di dimostrare la nostra identità, l'identità di un paese, l'Italia, l'identità di una realtà come la nostra che sa ancora essere pronta, disponibile, generosa. Ultimo gesto solidale del più antico corpo militare da montagna attivo nel mondo, quello in aiuto delle popolazioni del centro Italia. Sono maestri di vita e in quanto tale possono dare degli insegnamenti perché li hanno vissuti in prima persona. E quali insegnamenti? Il senso del dovere, il senso dell'appartenenza, l'amore di patria. I giovani italiani debbono conoscere e sapere. Per conoscere e sapere, ecco, devono anche sapere la loro storia, devono sapere da dove vengono. Nel corso del prossimo anno, dunque, l'ANA entrerà nelle scuole per delle lezioni, ma condurrà gli studenti anche nei luoghi storici della Grande Guerra, visiterà ossari, sacrari e musei. Cercherà di tramandare lo spirito alpino e il senso del dovere, in supplenza in qualche modo della mancanza del servizio di naia. Noi non pretendiamo un ritorno tout court alla leva di allora, ma io credo che a tutti i giovani italiani veramente farebbe bene almeno qualche mese per poter avere un minimo di educazione, io lo chiamo educazione civica. Intanto si avvicina a passo svelto la Dunata del Piave, la Dunata trevigiana, già battezzata dei record, alberghi pieni anche sul litorale veneziano e in parte del Friuli. Tutto pronto e sono veramente soddisfatto, lo dico da Veneto, lo dico da componente della sezione di Bassano, ma lo dico anche da trevigiano. Veramente io credo che sarà una grande adunata.